Se si suona il citofono a casa di Alberto Trentini risponde una voce gentile ma ferma, nulla da dire. Non sono certamente momenti facili per mamma Armanda Corusso e papà Ezio, come in realtà non lo sono mai stati da oltre un anno, dal 15 novembre 2024, quando il loro figlio, il cooperante veneziano, è stato arrestato in Venezuela, a Caracas. I genitori restano chiusi in casa, in via Paoluccio Anaferto a Città Giardino al Lido di Venezia, a fianco della chiesa di Sant'Antonio, in silenzio, trepida attesa e intensa preghiera. Il parroco Don Renato Mazzuia ha promesso che le campane suoneranno a festa quando Alberto verrà scarcerato. Ora che la liberazione appare più vicina, tutto sembra paradossalmente ancora difficile, un'atmosfera sospesa, la solidarietà dei vicini. In tanti speravano però nell'annuncio della liberazione di Alberto Trentini in occasione della conferenza stampa di inizio anno della Premier Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e dei giornalisti dell'Associazione Parlamentare. Invece la tanto attesa notizia non è ancora arrivata, ma la Premier ha assicurato massimo impegno e lavoro quotidiano per giungere alla liberazione di Alberto. Il governo italiano si occupa di questa vicenda quotidianamente da 400 giorni per quello che riguarda la vicenda di Alberto Trentini, ma come sappiamo Alberto Trentini non è l'unico italiano detenuto in Venezuela e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali, che sono canali politici, che sono canali diplomatici, che sono canali di intelligence, e non smetteremo di occuparci di questa vicenda fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio. Io ho parlato varie volte con la mamma di Alberto e chiaramente capisco il suo dolore e la sua difficoltà. È molto doloroso anche per me non riuscire a dare risposte nei tempi in cui vorrei darle. Io sono fiduciosa, voglio dire che considero il segnale dato dalla Presidente Delcy Rodriguez un segnale di grande valore. Quella su Trentini è stata la prima domanda d'apertura della conferenza stampa e riguarda altri detenuti italiani in Venezuela. Anche dall'ambasciatore italiano veneto Giovanni Umberto De Vito c'è massima attenzione e grande lavoro, e in una giornata che ha cambiato 1000 volte anche il meteo, prima vento gelido, poi una spruzzata di neve, pioggia e infine un raggio di sole, si continua a sperare.